Bentrovati con la puntata di Penalty on Demand, visibile sul canale 15 del Digitale Terrestre, così come sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché sulla pagina Facebook di Penalty. Parliamo delle due finali del campionato di promozione, eccola qua la schermata. Aspra che batte l'Accademia Trapani 2-1, mentre invece l'altra finale si è disputata tra Atletico 1994 contro il Catania San Pio X, 1-0 il risultato finale a favore della squadra di Di Maria. Pertanto Aspra e Atletico 1994 la prossima stagione disputeranno il campionato di eccellenza. Al Marco Tomaselli di Caltanissette, lo spareggio promozione per salire in eccellenza siciliana. Accademia Trapani Aspra. Tanto tempo fa, nell'85, giocò con l'Indomita di Palermo, conclusione al volo, il gol dell'Accademia, ha segnato Adolfo, 1-0 per i trapanesi, un rimpallo fortuito che ha premiato Federico Adolfo contro tutti i pronostici. Contro la corazzata Aspra, l'Accademia passa avanti con Nolfo che raggiunge quota 30 con questa maglia. Costantino in mezzo, allontana Nolfo di testa, pallone recuperato da Santaguida, alza il sinistro sul fondo. Angelo D'Angelo, più di 10 anni in Serie D, che filtrante per Azzara, il tiro al volo di stretta di Giuseppe, murato subito, è ancora viva Azzara, punta Cammareri. Pallone messo dentro, largo, il tiro di controbalzo di Barbera. Santaguida allarga, Tarantino finta il cross. Ancora Tarantino fino in fondo, riesce adesso di Giuseppe di testa. D'Angelo, Santaguida prolunga. Graziano anticipato da Di Giuseppe, può correre Di Giuseppe contro Graziano, Graziano non lo ferma del tutto. Di Giuseppe in mezzo, largo, ce ne sono due, il tiro parato da Mistretta, il tentativo di Azzara. Una punizione a favore dell'Aspra che adesso gira dalle parti di Azzara, punta gli avversari. Azzara, cross deviato, sta per arrivare a Barbera. Santaguida, c'è anche in zona Yeboah, pallone allargato, Santaguida, cross secondo palo verso Azzara di testa sul fondo. D'Angelo, Yeboah, guarda che c'è in area, gestisce perfettamente, non è entrato Clemente, dalla dietro, D'Angelo profondo, occhio Mistretta, smanazza in angolo, si va con la battuta, pallone dentro, c'è il colpo di Di Giuseppe, battuta di Azzara per Mistretta, centrale, Graziano verso la porta, Cassone traversa di Graziano da centrocampo su punizione. D'Angelo, sventagliata profonda e regolare, area di rigore, non c'è nulla, Aspra tenta il tiro, Barbera si deve girare, il destro alto, sale l'Accademia, Nieto, cross basso, occasione, la palla lì, il tiro ancora, la ribattuta di Yeboah, tutta regolare, sembrava un tocco con la mano con il braccio, ultimi 10 secondi. Azzara, apertura, arriva dall'altro lato, la pressione dell'Accademia, pallone basso, il palo di Giuseppe, il gol in extremis di Giuseppe, 1-1 Aspra, si va ai supplementari, incredibile Tomaselli, assurdo, una tribuna gelata all'improvviso, recupera l'Accademia, Cannavò, filtranti, salgono in due da quelle parti, Trapani, gira tutto per Alessio Cannavò, limite dell'area, Cannavò, il tiro alto, la battuta lunga di Graziano, Cannavò, l'acrobazia di Cannavò, D'Agostino sfonda adesso, pallone verso l'interno, Clemente di prima, D'Agostino, l'aggancio, Barbera, la piazza, Azzara, palla al piede, allarga Di Giuseppe, c'è spazio, Di Giuseppe verso la porta, Mistretta, allontana e viva, Barbera calcia, male, ma segna il gol dell'Aspra, 2-1, Mattia Barbera, ci ha provato tantissimo, il classe 2004 che rimonta la partita
o ad esultare sotto la curva dei tifosi gialloverdi. D'Angelo si è preso la fascia di capitano dopo l'uscita di Palazzo dal Campo. Ancora D'Amico, vince il rimpallo, cross basso dentro, il tocco Mistretta, che occasione per Clemente. Parrinello deve stare attento perché c'è D'Agostino. Ancora Agnello, cross profondo, colpo di testa fuori di Graziano. Parrinello, D'Angelo a rispondere di testa, Barbera, c'è una prateria lungo quella fascia, Azzara, sale Azzara, area di rigore, Azzara Mistretta, respinge, per sua fortuna Azzara poi finisce giù. La corsa di D'Amico, il passaggio per Clemente, spinta di Cammareri, cartellino rosso per Agnello. Clemente sale ancora, Clemente in mezzo a tre, pallone liberato, Parrinello, ma eccolo qui, il triplice fischio. L'Aspra per la prima volta nella sua storia sale in eccellenza siciliana, 2-1 dopo i tempi supplementari a Caltanissetta. Onore, grandissimo onore a questa Accademia Trapani. Quest'anno è stata bellissima perché la partita insomma, è partita in salita per i nostri ragazzi ci ha creduto fino alla fine. Siamo felici per il presidente, per i tifosi, per i nostri familiari, per noi stessi che insomma subendo un tiro in porta ci trovavamo in svantaggio fino al 94esimo del secondo tempo. Una palla doveva essere rinviata lateralmente, invece è caduta centralmente, è stato bravo il loro attaccante a centrare un tiro molto angolato dove Casciano non ha potuto fare nulla. Però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo avuto tante palle gol, non entrava per bevuto dal loro portiere, però insomma siamo strafelici di aver centrato l'obiettivo che la società e il presidente si era prefissata e siamo contenti per i tanti tifosi a seguito che ci hanno tifato fino alla fine. Ad Aspra mi trovo molto bene, abbiamo fatto come dire, questa scelta col presidente, ci conosciamo da tanto tempo, sin dai tempi della seconda categoria, quindi è una società viva, giovane, ambiziosa, quindi ci godiamo questa giornata di festa e dopo 45 anni questa società si ritrova appunto in eccellenza. Mi sento emozionatissimo, diciamo che per me questo è stato un anno abbastanza difficile. Ho iniziato col Palermo, ho avuto dei momenti di difficoltà, adesso mi sto prendendo le mie soddisfazioni, mi sto prendendo le mie rivincite, sono contento per la squadra, abbiamo lottato fino all'ultimo, ci abbiamo creduto veramente fino alla fine. Purtroppo il primo gol ai primi minuti ci ha destabilizzato mentalmente veramente molto, però siamo stati bravi, abbiamo avuto tante occasioni, devo fare anche i complimenti alla squadra avversaria perché sono stati in grado comunque di mantenere la partita in maniera equilibrata, ecco. Anche il loro portiere è molto bravo e poi giustamente nel calcio c'è anche un po' di fortuna, ci sta, quindi siamo stati fortunati e bravi a trovare il gol al 95esimo con Claudio e poi nel primo tempo supplementare altrettanto io a trovare il gol del raddoppio. Poi ovviamente è una gioia unica esultare sotto i tifosi, non ci siamo abituati noi, quindi a stare sotto anche i genitori, gli amici, veramente bello. Il gol ai primi minuti ci ha destabilizzato perché avremmo fatto totalmente un'altra partita. Per fortuna siamo riusciti a rimanere compatti, uniti, poi il mister ha fatto dei cambi, i cambi sono andati veramente bene a partire da Clemente, ad Amico, tutti, da Agostino. E poi con bravura e fortuna siamo riusciti a ottenere quello che meritiamo. Va bene così, faccio complimenti all'Aspra e faccio soprattutto i grossi complimenti ai miei giocatori perché hanno fatto una grande partita, hanno giocato col cuore, hanno giocato con la testa, hanno giocato con tutto quello che c'era da mettere in campo, quindi hanno onorato il grande impegno di questa giovane società che sta facendo cose strabilianti. Poi abbiamo visto com'è andata e pazienza, qualificati, non abbiamo mai lamentato delle assenze, quindi chi ha giocato credo che sarà all'altezza del compito, poi naturalmente i se ma se li porta il vento, se li porta. Noi lavoriamo quindi su quello che abbiamo, siamo arrivati con questi numeri e quindi ripeto, poi alla fine sa di beffa, però io credo che bisogna essere contenti per la grande cavalcata, per il grande
prestazioni che hanno fatto questi ragazzi, sono arrivati veramente a fare qualcosa di eccezionale. Una cornice davvero encomiabile, qualcosa ci porteremo dentro per tutta la vita, naturalmente, ripeto, nel calcio c'è chi vince e c'è chi perde, come dire, l'ago della felicità pende dalla parte della squadra palermitana, a cui vanno i nostri complimenti. Ci rifaremo sicuramente, anche perché questa è una società che vuole fare crescere i giovani, quindi è la nostra grande vittoria. Oggi abbiamo chiuso con 5 juniors in campo, insomma, abbiamo iniziato con 5, quindi siamo nelle condizioni di poter fare, come dire, tirare un bilancio abbastanza positivo di quella della nostra stagione. Naturalmente la ciliegina sulla torta avrebbe dato a tutti una gioia in più, però è così, bisogna accettarla. Ripeto, bisogna fare un grande applauso per il camminato stupendo, strepitoso che abbiamo condotto fino alla fine, perché ce la siamo giocati fino alla fine. Allo Scrofani Sallustro di Palazzolo Acreide è il giorno del verdetto, il giorno di Catania San Pio X contro Atletico Catania 1994. Il primo lampo del match è firmato San Pio, anche se nella prima frazione di gioco si vedono poche occasioni limpide. Truscello pasticcia e regala palla a Litteri, che con un pallonetto però non riesce a trovare la via del gol. Al 15° il primo cartellino della gara. Il colore è giallo, ma i giocatori della San Pio non sono d'accordo e protestano con il direttore di gara per il bruttissimo gesto di De Carlo ai danni di Flavio Valenti. Alla mezz'ora la prima occasione per l'Atletico, dalla destra arriva il traversone per Mongelli che tenta il super gol ma viene respinto da Spampinato, poi Licata calcia male e Ranno viene respinto dal muro difensivo della San Pio. Al 37° si accende Rosario Litteri con una delle sue, supera in velocità Truscello e poi mette in mezzo il pallone con l'Atletico che si rifugia in calcio d'angolo. Dopo un minuto di recupero arriva il duplice fischio di Zangara che manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato bloccato sullo 0-0. Il secondo tempo si apre con una grande, forse unica occasione da gol nel corso della seconda frazione di gioco per la San Pio. Oliveri raccoglie e scarica ad asciutto con il suo tiro che viene respinto dal muro difensivo dell'Atletico Catania. Sul pallone poi si fionda Litteri che duella con Truscello e alla fine riesce a strappargli il pallone, palla che termina nei piedi di Flavio Valenti che però conclude alto sopra la porta difesa da Vitale. Valenti può creare sempre problemi quando si spinge in attacco e lo sta dimostrando con le sue accelerazioni. Al 27° si addormenta la spina, De Carlo gli strappa palle e scambia con Mongelli. Il numero 10 poi arriva alla conclusione ma il suo diagonale non crea tanti problemi a Romano. Al 30° la prima sostituzione per la squadra di Di Maria, fuori Bonaccorsi, dentro Marino e 5 minuti più tardi l'episodio che cambierà la partita. Secondo il direttore di gara Oliveri commette fallo su Ranno che batte il calcio di punizione con il tocco vincente di Mongelli che deposita il pallone in porta per l'1-0 Atletico. 2 minuti dopo l'Atletico sfiora addirittura il gol del 2-0 ma il passaggio di De Carlo è impreciso per Marino che si trovava tutto solo in area di rigore. Al 39° lo stesso Marino si rende pericoloso, destro e sinistro, ingresso in area di rigore e contatto con Spampinato che però viene giudicato regolare dal direttore di gara Zangara che lascia proseguire il gioco. A 5 dal termine mister Luigi La Rosa tenta il tutto per tutto con gli ingressi di Cutore, Carbonaro, Castelli e Massimo Nobile ma il forcing finale non porta gli effetti sperati. Infatti ogni tentativo della squadra di mister La Rosa termina senza problemi tra le mani di Vitale. L'ultima grande occasione è nei piedi di Flavio Valenti ma conclude al volo alto sopra la porta difesa dall'estremo difensore dell'Atletico Catania. Dopo 6 minuti di recupero può iniziare la festa dell'Atletico Catania che approda in eccellenza grazie al gol di Mongelli. Lasciatemelo dire, la nostra squadra è una squadra matura, probabilmente l'età media oggi era differente, però noi mancavamo di 2-3 under di altissimo livello, però i ragazzi oggi hanno fatto una partita, quella che dovevano fare, quella che avevamo studiato, sapevamo i punti deboli dell'avversario, onestamente non ci hanno messo mai in difficoltà, noi qualche occasione l'abbiamo creata più di loro, io ritengo, che è meritata. Devo dire grazie a tutti, siamo stati un gruppo unito, lo ripeto dalle prime interviste, la dirigenza, i ragazzi, tutti ci siamo riuniti in quest'ultimo mese
abbiamo raggiunto l'obiettivo che avevamo, che era quello di salire in eccellenza. È stata una partita, una classica finale dove tutto poteva succedere, l'abbiamo decisa noi grazie a un singolo episodio. Grazie a tutti, sono veramente felice, la mia prima esperienza da presidente è stata un'esperienza vincente, con la voglia di continuare sempre ad altissimi livelli. Ce la siamo meritata anche durante questa partita di oggi. Abbiamo subito poco, abbiamo creato poco, però queste sono partite che non sono più battaglie, ma è l'atto finale, quindi è una guerra vera e propria. Ce lo siamo aggiudicati e siamo molto contenti e convinti che questo sia il risultato più giusto. La vocazione della società e della squadra è quella di fare un grande settore giovanile. Abbiamo 5 ragazzi in gamba performanti, bravi e quindi questa deve essere una condizione proprio di quello che è uno sviluppo attraverso i giovani e questo è il modo di essere di questa società, di questa squadra. È stata una bellissima partita con 2 belle squadre di Catania che hanno dato onore allo sport, soprattutto perché mancano gli impianti sportivi sia per noi che per la San Bio, per cui è chiaro che Catania bisogna riflettere non solo sul piano politico, sui consensi, chi deve oggi andare a fare il sindaco, ma soprattutto preoccuparsi di quello che è la territorialità, di quello che può essere lo sviluppo di tanti ragazzi per avvicinarli a un mondo che è quello dello sport e allontanarli da quelli che sono i veri pericoli. Loro sicuramente una grande squadra, hanno sfruttato le loro caratteristiche migliori, diciamo con queste fisicità, in una punizione laterale, un colpo di testa se non sbaglio Mongelli, ora non ricordo bene, cioè non ho capito bene la confusione, però onore a loro, abbiamo fatto i complimenti, noi ce ne andiamo sconfitti per la gara ma orgogliosi e contenti dell'annata. Abbiamo fatto una partita veramente di livello, però poi un episodio ha deciso la gara, però siamo tutti felicissimi, nessuno ci dava il 7 maggio a Palazzolo e noi ci siamo stati. Poi si può vincere e si può perdere nel calcio, ripeto, ma l'importante è esserci oggi qua e noi ci siamo stati. Per quanto riguarda la Coppa Italia Promozione, vogliamo ricordare che domenica prossima ci sarà la finalissima tra l'FCM 2011 Mister Bianco e la Super Giovane Castelbuono, una squadra, quella palermitana, che comunque anche perdendo accederà la prossima stagione al campionato di eccellenza. Mentre per quanto riguarda la Coppa Sicilia del campionato di prima categoria, eccola qua la schermata, si sono disputate le partite di andata, Aquila Bafia che vince 1-0 contro l'Aci Galatea. L'altra partita tra San Giorgio Piana e Monforte San Giorgio si è conclusa 1-1. Le partite di ritorno si disputeranno domenica prossima. Aci Galatea contro Aquila Bafia e Monforte San Giorgio contro San Giorgio Piana. Un gol di Simone Mastroianni nel primo tempo è sufficiente all'Aquila Bafia per fare sua la semifinale di andata di Coppa Sicilia contro l'Aci e Galatea. Gli ospiti di Nino Marchetti, che invece hanno chiuso la fase regolare al terzo posto nel gruppo F, sono in attesa di giocare ancora i play-off. Ed è proprio la squadra granata a provarci dopo 2 minuti con Romano, il cui destro si perde di poco a lato. L'Aquila risponde subito con 2 tentativi. Al nono l'Aquidara mette in mezzo per Maisano, trovando la decisiva chiusura in angolo di Egitto. E un minuto dopo il destro dal limite di Durante sorvola di poco la traversa. Al 12° altro squillo degli ospiti con Michalizzi che costringe Foti agli straordinari. Poi però i locali tornano a spingere dopo il destro di Di Bella che non c'entra la porta di un soffio. L'Aquila fa centro al minuto 16 quando Mastroianni con una perfetta conclusione al giro col mancino fa secco signorino, spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Gol fantastico del centroavanti biancorosso, ancora decisivo per i suoi, e bravo a firmare così il suo 21° sigillo stagionale, il 9° in Coppa Sicilia. Sulle ali dell'entusiasmo spinge la squadra di casa che potrebbe raddoppiare al 25°, ma prima il sinistro di Furna ritrova la decisiva risposta del portiere. Sulla ribattuta l'Aquidara sfiora di un soffio il palo. Al 32° ripartenza dei Granata con Timpano che serve Calì, l'attaccante entra in area ma alza troppo la mira. Prima del riposo però è ancora
ancora l'Aquila a sfiorare il gol con la punizione di Benenati, che trova un super signorino a dirgli di no. L'estremo granata è decisivo anche ad inizio ripresa, quando in tuffo riesce a disinnescare con l'aiuto della traversa il colpo di testa ravvicinato di Maisano. L'Aci e Galatea non sta comunque a guardare, così al 55esimo Toscano serve Michalizzi, che in diagonale mette in rete, ma l'11 granata viene fermato per posizione di fuorigioco. Insiste la squadra di Marchetti, che al minuto 65 si divora il pareggio con Romano, che di testa da 2 passi non c'entra lo specchio della porta. Poi nel finale da registrare 3 espulsioni. Al 71esimo per gli acesi viene allontanato Michalizzi, che reagisce a Sterrantino beccandosi il rosso diretto dal signor Ferrara. All'87esimo invece Sterrantino dell'Aquila a finire anzitempo negli spogliatoi per il fallo su Vittorio, che gli costa il secondo giallo della sua partita. Ed infine al minuto 92 il fischietto di Palermo su indicazioni del primo assistente Todaro espelle direttamente Scordo per aver proferito qualche parola di troppo con l'Aci e Galatea, che chiude in 9 uomini mentre l'Aquila in 10. Finisce così il risultato che mette in leggero vantaggio l'Aquila in vista dell'eventuale match di ritorno, di cui ancora non si conosce la data. Concludiamo qui la puntata settimanale di Penalty on Demand, visibile non soltanto sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo e sulla pagina Facebook Penalty. Noi ci rivedremo la settimana prossima in versione live, mercoledì alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre, e in versione on demand a partire dal giovedì pomeriggio sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo oppure sulla pagina Facebook Penalty. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.